Fernando Codonesu è il sindaco di Villa Puzzu. Gli chiediamo quanto convenga al comune avere il poligono nel proprio territorio. Se io do il 58% del territorio, se proprio vogliamo fare il conto della serva, dovrei avere almeno una proporzione che gli assomigli in termini di posti di lavoro, in termini di indennizi e così di seguito. La verità è esattamente il contrario. Quanto c'è stato? Quant'è la Villa proporzione? Puzzu ha veramente pochissimo, ha un indennizzo di circa 450-480 mila euro l'anno, che sono proprio una miseria, e a fronte di tutto questo, complessivamente, fra militari, civili, personale che lavora fra le pulizie, le mense, eccetera, a circa 120-130 oggi. Posti di lavoro, ma tenga presente che quando parliamo di mense e di pulizia stiamo parlando di lavori da 500 euro al mese. Quindi no, assolutamente. La realtà è questa, è che lo Stato italiano ha avuto tutti questi territori e sostanzialmente li ha avuti a livello pressoché gratuito. Codonesu, in qualità di fisico, si è occupato dell'inquinamento all'interno del poligono, incaricato dalla Commissione sull'uranio impoverito del Senato. Qui sono presenti inquinamenti di tipo diverso e soprattutto sono presenti inquinamenti, se vogliamo definirli così, di tipo multifattoriale. Sicuramente c'è un inquinamento di origine chimica, sicuramente c'è un inquinamento di origine appunto strettamente militare, sicuramente c'è stato un inquinamento di tipo elettromagnetico e così di seguito. Sicuramente, e questo è stato rilevato, c'è anche un inquinamento radioattivo, comunque sia. Posso chiederle se avete fatto una stima approssimativa di quanto può costare bonificare? Ragioniamo su un'ipotesi minima di 700 milioni di euro e un'ipotesi diciamo un po' più larga di circa 1,5 miliardi di euro. Poi ci sarà da aggiungere la bonifica del mare. Beh, ovviamente c'è anche questo ragionamento. Presta poco, su quello, di... diciamo così, non ci sono ordini di grandezza perché non risultano, diciamo così, utilizzabili modelli di riferimento. Il 7 dicembre a Perdas de Fogu, nella sede del comando del poligono, c'è l'incontro tra i rappresentanti del Ministero della Difesa e gli amministratori locali. Si discute dei fondi per la bonifica, di rilancio del territorio, dei nuovi dati sull'inquinamento. Alla fine della riunione a porte chiuse parla per tutti il generale Pasquale Preziosa, capo di gabinetto del Ministro della Difesa. Stiamo sviluppando questo progetto per, ripeto, caratterizzazioni, bonifiche, per ridare naturalmente vita a quest'area meravigliosa della Sardegna. Sono previsti 75 milioni nel triennio per garantire la messa a norma di tutte le aree secondo i protocolli stabiliti anche nell'ultima legge di sviluppo. Basteranno? Lo vedremo a valle delle caratterizzazioni. Il sindaco Codonesu ci aveva parlato di 1 miliardo di euro solo per la bonifica di Quirra. Questi 75 milioni per tutti i poligoni della Sardegna non sono un po' pochi? Sono 75 milioni, sono molto pochi, sono molto lontani dalle somme che noi indichiamo, però in ogni caso assolutamente è un primo passo e va visto come una cosa positiva.